Ciao a tutti ragazzi, allora adesso è mattina, c'è anche la madre, facciamo colazione, sono le 7. Allora mi piaceva condividere con voi, devo parlare a bassa voce perché ci sono le camere, mi piaceva condividere con voi quello che faccio durante il giorno, quindi la routine estiva in pratica. Normalmente si svolge così: la mattina sono in agriturismo, fare le colazioni e tutto, e poi verso mezzogiorno si va a mangiare, il pomeriggio nel campo e la sera insomma si è liberi. Quindi adesso intanto mangiamo e poi insomma vedremo cosa succede. Io di solito mangio sempre biscotti e caffè latte. Ok, finita. Allora adesso, dato che devo lavorare, sono costretto a fare un time lapse, così vedete insomma più o meno quello che faccio, però in modo velocizzato. Ok, le tavole sono preparate, adesso dobbiamo sistemare tutto qua e poi portare fuori i clienti quello che ci chiedono, quindi altro time lapse più veloce questa volta. Bene ragazzi, allora adesso sono le 10:05 e abbiamo finito di portare le colazioni. Adesso c'è da sparecchiare tutto qua e sistemare tutti i tavoli fuori, quindi non perdiamoci in chiacchiere e partiamo. Bene, allora adesso abbiamo sistemato fuori e anche dentro, adesso mi resta solo da portare le immondizie. Pulire i tavolini esterni alle camere. Aspirare. E dopo andare in casa a preparare da mangiare. Ok ragazzi, adesso sono le 12:33, c'è quasi pronto da mangiare, quindi io mangio, poi mi riposo un attimino mentre metto anche sotto carica la GoPro perché ho solamente una batteria e quindi devo ricaricarla. Sono arrivato a 8000 passi e 6,38 km. Niente dai, allora adesso come vi dicevo vado a mangiare e noi ci vediamo oggi pomeriggio. Eccoci qua, allora adesso sono le 15:46, sto andando nel campo così tardi perché prima sono dovuto andare in agriturismo che dovevano arrivare alcune camere, quindi sono stato un po' alla reception. Allora adesso andiamo nel campo.
Oh, ma che caldo che fa qua. Vabbè, comunque, allora adesso vi spiego cosa devo fare. In pratica qui siamo appena passati con la cimatrice. Il problema è che alcuni tralci restano comunque lunghi e anche alcune erbacce restano sempre lunghe, tipo queste qua. Ora dobbiamo passare a mano a tagliarle. Questo perché si avvicina il momento della vendemmia. Difatti guardate l'uva come è matura, bella matura. E quindi molto probabilmente a breve, insomma, adesso è il 10 agosto, verso fine agosto iniziamo a vendemmiare. Quindi adesso dobbiamo passare prima a fare tutto questo lavoro qua e successivamente anche a togliere un po' di foglie per vedere meglio l'uva nel momento in cui bisogna vendemmiarla. Quindi non perdiamo altro tempo e mettiamoci al lavoro. Bene ragazzi, siamo arrivati in fondo, abbiamo fatto il primo filare, adesso vediamo qualcosa. Bene ragazzi, allora adesso sono le 16:45, iniziamo il nuovo filare. 16:45 ci si mette più o meno, quindi un'oretta. Vediamo quanti passi ci si mette a fare avanti e indietro. Adesso sono 14.539. Bene dai, allora questa volta non faccio il time lapse, diciamo, quando torno vi faccio sapere. Adesso abbiamo finito l'altra parte e ho fatto 18.325 passi, quindi un bel po'. Allora adesso si prosegue, si va avanti, ma siccome ci si mette un'oretta e sono le 5:30, forse un'altra fila, dopo basta. Comunque ci vediamo dopo. Ecco ragazzi, allora finita anche questa giornata di lavoro, sono le 18:45 e ho fatto in totale, vediamo se riesco a leggerlo perché la batteria quasi scarica, 24.340 passi, quindi un bel po', 19 km e 56, quasi 20 km. Adesso andiamo un po' a rinfrescarci e forse faccio anche un bagnetto in piscina. Bene ragazzi, cosa dire, qua si sta molto meglio rispetto al campo. Ho voluto, diciamo, venire a rinfrescarmi dopo il caldo che ho patito nel campo e niente, allora adesso vado a farmi la doccia. Bene ragazzi, allora siamo arrivati alla fine di questa giornata estiva e adesso mi resta solo da cenare, ormai sono le 7:20. Questa sera, se tutto va bene, vado a sentire la Diapason Band, che è una band di tributo a Vasco Rossi che personalmente apprezzo molto. Niente, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima puntata.